completamente a caso siamo a bordo di una Morbidelli C1200 C1200R, sono sincero non mi ricordo, perché ero convinto di andare a provare la C1200V, la cruiser della casa italo-cinese, e invece ho scoperto che era in esposizione statica, quindi eccomi qua in sella alla Endurona. Detto ciò, abbiamo un 1000 bicilindrico AV, il settore è quella della enduro stradale, infatti abbiamo una con cerchi a raggi. Ma andiamo per ordine. Allora, primo impatto, direi che la moto si presenta molto imponente. Davanti c'è un serbatoio che credo sia un 18 litri, vi scrivo in sovraimpressione se è giusto o meno. Sta sbuffata che è? Dio santo, che sta facendo quella? Quella non lo so. Ho sentito un clock strano che non so che cos'era. La sella mi sembra un po' dura, ma è bella spaziosa. E vedo che c'è il cupolino regolabile in altezza tramite quelle due leve che però ora non andrò a toccare. Mi pare di vedere c'è anche un bel po' di spazio per il passeggero, e non so dirvi così su dei piedi se ci sono le predisposizioni per attaccare le valigie laterali. Ora, senza andare troppo nel tecnico, magari vi metto una carrellata di dati in sovraimpressione. Vediamo un po'. Allora, sento qualche vibrazione all'anteriore, è anche vero che sono in quarta. Vorrei che si desse un ticchinin di gas, come si suol dire in friulano, per capire un attimo come ragioniamo in termini di ripresa. Questo specchietto non sta fermo, aspetta che lasciamo andare un po' di spazio così capiamo. Il display è molto grande, mi sembra anche abbastanza visibile sotto la luce del sole. Presa del manubrio larga. Vediamo tanti comandi, vedo un cruise control, vedo manopole riscaldabili, anche se un blocchetto separato mi sembra aggiunto un po' così all'ultimo. Il sound chiaramente per le normative anti-inquinamento è un po' così. Mi sembra molto snella, molto agile, si guida di corpo in maniera abbastanza facilitata. E vediamo un po' se riusciamo a capire qualcosa. Allora, abbiamo informazioni sistema, ok, mi dà. Abbiamo il rilevatore della pressione delle gomme tramite il tastino I qua. Abbiamo consumo medio e probabilmente una diagnostica generale e basta. E di qua vedo che c'è il tastino per scegliere la modalità. Questo era un gioco un pochino strano, c'è un po' di ritardo nella risposta dell'acceleratore. Allora, modalità standard, non so come si cambia la modalità. Perfetto. Non cambia la modalità. C'è una moto che si ferma, la SVM Stormbreaker. Ok. Non è touch, non capisco come si seleziona la mappa motore. Eccolo qua, ok. Dio santo che lento che è. Lascio un attimo i compagni di Fantic. Ai bassi non ho sentito molta spinta, un regime medio sì, che può anche starci in realtà, non è così sbagliata come concezione. Ma ai bassi ha un pochino di coppia, dai, mi aspettavo di più da un 1000 bicilindrico, ma cioè il gioco d'acceleratore qua è veramente molto importante.
Tiriamo un po', dai, su. Oh, finalmente si spinge, devo dire. Anche se la stella, conferma che la stella è un pochino rigida, però non è male, perché c'è il manubrio che è leggermente inarcato verso di te. Sto qua volendo tirafalciarmi. Il sound agli alti si fa sentire. Qua non ho capito che cosa stanno facendo di preciso. Stanno facendo scendere i bambini alla scuola proprio nel mezzo della strada. Ok, riproviamo con la modalità, vediamo un po' se combiniamo. Vorrei una sport. Niente, non ce la facciamo selezionare la mappa motore. Il cambio è leggero, facile da azionare, la leva anche dalla frizione molto leggera. Ora volevo capire un attimo se era possibile mettere... va giù bene, direi, Vediamo se riusciamo a mettere un cruise magari. Sì, abbiamo messo, sì. Vediamo se lo tiene anche dopo cambio marcia. No, dopo cambio marcia nulla da fare, non lo tiene. L'asperità dell'asfalto le digerisce bene. Davanti cosa abbiamo? Dei Fantic Caballero. Bravo il ragazzo qua che ci fa passare. Sì, mi sembra molto agile. Poi si è posizionato molto alto da terra, ma la sella non mi sembrava proprio altissima da terra. Grazie. L'unica nota, forse è un po' affollato il comando vicino alle frecce, perché abbiamo il tastino dell'hazard, il clacson, il tasto dell'info del quadro. Un giretto un po' breve, devo dire. Guida in piedi, il manubrio è un po' basso, Il manubrio è un po' basso per la guida in piedi, ma penso che si possa sistemare con dei riser diversi. Qua è stata un po' secca nell'assorbimento del dosso, ma è anche vero che una moto di questo tipo è più per chi cerca una moto da usare principalmente su strada e ha il bisogno da utilizzare magari per fare qualche strada bianca, ma niente impegnativo. Vi ricordo che siamo alla Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro, 39esima edizione. Specchietti belli larghi, normalmente il braccio ce l'ho sempre davanti, ma in questo caso invece alla fine giro di un quarto d'ora, niente di che. Rientriamo nell'area demo ride. Adesso magari ve la faccio vedere un attimo da fuori. La posizione delle pedane è un po' fastidiosa, perché ce l'ho esattamente che dà sulle caviglie. Ecco, così la vedete un attimo che da fuori. Ma quel becco davanti alla V-Strom, il disegno del LED non è malvagio. Il motore è lo stesso di quella lì, che è la C1200V che volevo provare, ma vabbè, ci accontentiamo di ciò che abbiamo. Aspetta, lasciamo passare qua i Siuri. Madonna che caldo. Ecco, così è come si presenta il disegno anteriore dei fari, protezione del motore, pedaline gommate, maniglione e attacco valigia, direi, e basta.